Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta con il TG delle 12:30 con Telefriuli. Il divieto di spostamento tra regioni viene prorogato fino al 27 marzo, confermando la deroga per le visite ai parenti. Dopo il confronto di ieri sera con i ministri Speranza e Gelmini, il presidente della regione Fedriga ha espresso apprezzamento per l'impegno del governo a comunicare le nuove misure restrittive con almeno una settimana di anticipo sulla loro entrata in vigore. Con il DPCM del 6 marzo cambierà anche il sistema di classificazioni del rischio delle regioni. Il servizio. Il sistema dei colori viene confermato, ma i parametri per stabilire il livello di rischio delle singole regioni, così come da tempo richiesto dai territori, potrebbe essere modificato già con il prossimo DPCM. È questo l'orientamento del governo di Mario Draghi, intenzionato ad affiancare alle misure di natura sanitaria quelle economiche, quindi i ristori. Il divieto di spostamento tra regioni viene prorogato per 30 giorni fino al 27 marzo. In questa decisione hanno pesato molto le varianti del virus in circolazione. Confermata comunque la deroga per le visite ai parenti insieme a 2 figli minori. In vista della scadenza, il 5 marzo, del DPCM attualmente in vigore, il governo sta lavorando alle misure restrittive valide dal 6 marzo. Draghi ha assicurato che i provvedimenti saranno comunicati con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore. Non ci sarebbero al momento le condizioni per ipotizzare una riapertura di bar e ristoranti la sera. L'analisi e il confronto su quali settori debbano essere riaperti e quali invece è necessario restino chiusi sono stati improntati alla ragionevolezza, tenendo conto che alcune di queste attività sono ferme da mesi, ha detto ieri sera il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, al termine del confronto con i ministri per gli affari regionali Gelmini e della Salute Speranza. Fedriga ha sottolineato l'importanza, condivisa da tutti i presidenti di regione, di un cambio di passo per la campagna vaccinale e ha posto l'accento sulla necessità di una comunicazione delle misure restrittive compatibile con le esigenze organizzative delle categorie interessate dalle misure. Il governatore ha fatto sapere che a breve sarà programmato un altro vertice a livello nazionale per definire nel dettaglio i criteri per l'attuazione del sistema di regole per la gestione e il contenimento della pandemia in vista dell'adozione del prossimo DPCM. Intanto il tasso di positività nazionale al Covid risale al 5,4%. Il numero di vittime nel nostro paese è vicino a 100.000. E sono stati tutti assolti con la formula perché il fatto non sussiste ai dipendenti della soprintendenza dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia che erano stati accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falso materiale in atto pubblico. L'ha deciso oggi il giudice monocratico Massimo Tomasini del Tribunale di Trieste al termine di un processo che coinvolgeva 34 imputati, impiegati presunti assenteisti. Non sono giunti a processo alcune posizioni avendo scelto il patteggiamento o il rito abbreviato. Altri impiegati erano stati assolti. Il PM Massimo De Bortoli aveva chiesto l'assoluzione dall'accusa di falso e la prescrizione per la truffa aggravata. Il processo era iniziato a seguito di un'indagine della Guardia di Finanza risalente al 2010-2011 e aveva coinvolto circa 40 dipendenti della direzione della soprintendenza. Allora, in circa 100 giorni di accertamenti, anche con l'ausilio di videoregistrazioni, l'attività delle Fiamme Gialle aveva portato all'emersione del fatto che gli impiegati uscivano dagli uffici senza timbrare il cartellino elettronico. Alcuni di loro andavano a fare la spesa e altri al supermercato o a svolgere comunque delle commissioni private. Secondo gli investigatori le ore di assenza nel periodo variavano per ciascun indagato da un massimo di 110 a un minimo di alcune ore. Il giudice ha assolto tutti gli imputati con la formula del vecchio dubbio, ma c'è stata l'assoluzione piena perché il fatto non sussiste. Non sono emerse prove convincenti per dire che il reato è stato commesso, lo ha affermato l'avvocato Paolo Pacileo, l'avvocato difensore di 6 imputati. E 5 persone sono rimaste intossicate lievemente, per fortuna, questa notte a seguito di un incendio che si è sviluppato in una casa di Codroipo. A fuoco la lavastoviglie, si sono svegliate le persone proprio per il fumo, sono state soccorse dal personale medico di 2 ambulanze. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Codroipo e una prima partenza dei vigili del fuoco del comando di Udine. Poi la corsa in ospedale, sul posto anche i carabinieri.
e un giovane invece rimasto ferito ha riportato la frattura di una gamba durante un giro in pista con un kart a Precenico nel pomeriggio di ieri. Anche in questo caso è atterrato l'elicottero sanitario inviato dalla Sores di Palmanova, che ha stabilizzato il giovane sul posto, poi trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine per tutte le cure del caso. Non è in pericolo di vita. È ampia la pagina sportiva. Felipe Del Bello oggi è il nuovo giocatore della Manzanese in Serie D, un corteggiamento durato mesi che si è concluso nei giorni scorsi. L'ex capitano dell'Udinese da tempo si allenava a Manzano in attesa della chiamata di una squadra professionistica, per sua sfortuna poi mai arrivata, e così ha scelto di sposare il progetto del presidente Fabro. Sentiamo. Buongiorno da Manzano allo stadio Morigi, è la giornata di Felipe alla Manzanese e la giornata anche della Manzanese di Filippo Fabro, perché c'è grande emozione per l'arrivo di un ex professionista, ex udinese, un giorno storico possiamo dire per voi. Sì, è un giorno veramente storico, una tappa importante di questa società. Accogliamo con grande calore e a braccia aperte un campione come Felipe che inorgoglisce questo progetto e ci rende felici, insomma, che lui abbia scelto questa realtà che noi teniamo tanto e entra a far parte di un progetto, di un ambiente che ha voglia, come abbiamo detto, di crescere, e siamo molto felici che porta sicuramente la sua professionalità come giocatore, come calciatore, un campione importante, ma soprattutto un uomo con dei valori importanti legati al territorio. È stato adottato dalla nostra terra e noi abbiamo il piacere e l'onore di portare avanti questo progetto di vita anche con lui, e quindi siamo molto onorati di averlo come uomo soprattutto. Felipe dall'Udinese a Manzano, dalla Serie A alla Serie D, perché questa scelta e che emozioni? No, l'emozione è forte. Io è da un po' che mi stavo allenando con loro e ho trovato un ambiente bello perché ed è uno di quelle motivazioni che io ho sempre avuto nella mia carriera, ed è stato semplice perché poi il modo in cui si sono comportati con me è stato bello, sai, quella sensazione positiva di cui per me è stato semplice, insomma, accettare, e farò di tutto per dare il meglio in campo e, insomma, fuori in nome della Manzanese. Stasera alle 19:45 tutti gli approfondimenti, l'intervista completa di questa giornata di Felipe e la Manzanese. E pareggio per l'Udinese ieri al Tardini. Il Parma passa in vantaggio solo dopo 3 minuti, raddoppia alla mezz'ora. Nella ripresa Gotinsch inserisce Molina, Nestorowski, Okaka, e l'Udinese la recupera con 2 colpi di testa, uno del numero 7 e l'altro di Nuitink. Sentiamo. Un primo tempo dove vai subito in svantaggio e la partita si mette nella direzione che il Parma voleva, anche per le caratteristiche dei giocatori che aveva in campo. Cornelius con 2 attaccanti sugli esterni estremamente veloci, ogni pallone che perdevamo in mezzo al campo, ogni contrasto, ogni seconda palla diventava il presupposto per un'occasione a favore del Parma. La bravura è stata quella di risalire la corrente passo dopo passo nel secondo tempo. Provi lei a perdere a Roma perché ha preso gol al 4° minuto. Il primo tempo è stato di grandissima difficoltà per una serie di motivi in relazione a quello svantaggio. Tutta la settimana che parliamo di questa cosa, oggi riusciamo a fare pure meglio, prendiamo gol al 3° minuto, al primo cross che ti fanno, prendiamo gol, e ci sono degli aspetti, oltre che pratici, alcuni li ho accennati in relazione alle caratteristiche dell'avversario e al come avevamo anche preparato noi la partita, che vengono meno improvvisamente al 3° minuto e tutti cominciano a guardarsi, tante cose non vanno bene, non siamo stati bravi noi nel primo tempo a creare le occasioni per mettere in difficoltà il Parma, che ogni volta che ripartiva invece dava la sensazione di farci male. A maggior ragione, in virtù di tutto questo messo insieme, partire nel secondo tempo e avere la capacità di non buttare la palla là e provare in questo modo, ma crearsi la superiorità numerica in continuazione. Prima cominci ad arrivare a 3/4 campo, poi cominci ad arrivare sul fondo, poi cominci a mettere dentro il primo pallone, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto. È stato un risalire la corrente tutti insieme, che dà grande soddisfazione a un allenatore che vede una squadra forte, solida per reagire a quella situazione che si era creata.
E vittoria e primo posto in classifica per la Web Gesteco Cividale che schianta l'ormai ex capolista Tramarossa Vicenza per 77-58, ultimo quarto decisivo da 25 punti per Cividale che ora a solo 2 giornate dalla fine del calendario si candida per mantenere la vetta fino all'ultimo. 19 punti di distacco alla fine, 25 segnati nell'ultimo quarto e primo posto in classifica a 2 giornate dalla fine della regular season. Prova di maturità vera per l'UEB Gesteco Cividale che abbatte Tramarossa Vicenza in casa sua, guidata da un grande Chiera da 19 punti e capace anche di superare un terzo quarto complicatissimo per poi chiudere la gara negli ultimi 10 minuti. Insomma, spero che le partite siano tutte una sofferenza così. Nel senso che pensare di arrivare contro la squadra prima in classifica in trasferta e stare sempre 20 punti avanti è anche difficile. Siamo andati avanti di 20 punti, abbiamo controllato, abbiamo avuto grosse difficoltà offensive nel terzo quarto perché loro sono una buonissima squadra, le abbiamo risolte soprattutto difendendo e poi dopo abbiamo migliorato anche l'attacco di nuovo e abbiamo vinto in controllo. Beh, insomma, io sono un po' commosso e non vedo niente di male a nascondere la mia commozione. Siamo primi in classifica, una società nata da un colpo di follia di un gruppo di pazzi che ama in una maniera pazzesca la pallacanestro e che vuole fare pallacanestro a modo suo. Io ve l'ho detto qualche settimana fa, benvenuti a Pilalandia. Abbiamo costruito l'isola che non c'è, dove facciamo pallacanestro a modo nostro, dove lasciamo i profili falsi di Facebook fuori dalla porta, dove non litighiamo, dove cerchiamo di produrre pallacanestro, di divertirci e di divertire la gente. Fino adesso ci sta riuscendo. Questo era un primo passo importante, era un primo momento in cui dovevamo dimostrare di essere pronti per fare magari un balzo in avanti e la squadra oggi ha fatto una partita straordinaria. Ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12:30, l'informazione torna tra pochi minuti in diretta con l'approfondimento di A voi la linea con dirette contributi dal territorio del Friuli Venezia Giulia. Grazie a Tiziano Campigotto in regia, io vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio.